Allora, continuiamo a parlare di Equitalia. Continuiamo a parlare di Equitalia, quindi l'esperto a questo Eccoci punto. qua. Perché L'avviso da abbiamo... debito, ti ricordi l'avviso da Sì, debito sì, mamma che mia, ci se mi sono ricordo, inventati? tutti i giorni li vediamo. Cioè, non se lo può Tutti i giorni, dimenticare. non posso più dimenticarlo ormai, quasi quasi gli estati di ruolo li sogniamo anche la notte noi dell'associazione. Riprendendo quello che diceva il dottor Cappelli, noi quando uno si rivolge a noi consigliamo sempre di andare a richiedere presso lo sportello di Equitalia un estratto di ruolo dettagliato dell'intera posizione debitoria. Dettagliato perché... Ed è un diritto del cittadino. È un diritto del cittadino ad averlo. Diciamo che dall'estratto di ruolo dettagliato è come un estratto conto bancario. Si vede tutta la situazione tributaria del cittadino, del contribuente. È possibile fare richiesta anche online, ma online viene rilasciato dal sito di Equitalia un estratto di ruolo non dettagliato ma cumulativo di tutta la posizione. Invece le associazioni hanno bisogno per valutare la situazione appunto del dettagliato. Dal dettagliato si vede l'anno di riferimento del tributo, si vede come è avvenuta la notifica, se è avvenuta per posta, se è avvenuta per pubblico ufficiale come prevede la normativa, e da quello si valuta e si evince la prescrizione. La prescrizione che è un diritto del cittadino, il fatto di potersi avvalere, è stabilito dalla norma che varia dai 3 ai 5 anni per contravvenzioni di codice della strada, INPS o INAIL o IRAP, IRES, amministrazione finanziaria. Una volta valutato questo, per quello che noi diciamo sempre al contribuente, non farti prendere dal panico, vieni in associazione che valutiamo insieme la situazione, perché le cartelle di Equitalia nel 90% dei casi hanno dei vizi procedurali, tali per cui si può richiedere l'annullamento al giudice che ha competenza in materia, che può essere di pace o del tribunale o rivolgersi alla commissione tributaria provinciale di competenza della zona. Ultimamente Equitalia, o meglio INPS e INAIL, non fanno più il ruolo come era concepito un tempo, perché il ruolo, o meglio, rinizio per far capire meglio ai telespettatori. Quando una persona aveva dei problemi che non pagava l'INPS e INAIL, da lì a qualche anno veniva fatta una comunicazione ad Equitalia ed successivamente veniva costituito in mora. La costituzione in mora veniva fatta tramite il ruolo. Questo ruolo deve essere firmato da un funzionario di Equitalia. Questo era un punto debole perché Equitalia cosa fa? Preferisce fare i ruoli tramite flusso telematico, tramite computer, perché avere la verbalizzazione tramite dirigente comunque ha un costo e dunque un allungamento dei tempi. Allora cosa hanno pensato? Hanno pensato di non fare più i ruoli, ma di mandare degli avvisi di addebito. Questi avvisi di addebito non è necessario che ci sia un ruolo a monte per la costituzione del debito verso il contribuente. E dunque hanno, diciamo, un po' aggirato sapevo che si quello che hanno aggirato. Però tuttavia l'avviso di addebito poi deve scaturire in un ruolo prima in un modo o poi. nell'altro. C'è una telefonata, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? La provincia di Venezia. Dica. Sono Augusto. Sì, Augusto, dica. Sì, no, guardavo stamattina che con sommo applauso di Renzi e compagni hanno deliberato il DPF, giusto? DEF, sì, Documento di Economia e Finanza. Bravo, sì. Hanno sottolineato e rimarcato che questa volta a pagare sono le banche. Ma adesso dico io, le banche, chi è che si rivaranno degli aumenti delle tasse imposte? È un indovinello difficile. Sempre i soliti abbonati oppure resta in loco? Certo. Un'altra roba, i famosi 80 euro là, spiegami bene cos'è sto bonus, perché si parla di bonus, vero? Sì. Adesso... Cioè il bonus è, scusami, una volta sola o è
finché Dio lo vorrà. Va bene, adesso cerchiamo di dare delle spiegazioni, anche Sì, se sì. la certezza in questo senso finché non viene Sì. approvata non ci può essere. Grazie della sua telefonata. Sì, allora il bonus appunto è un contentino, diciamo, che viene dato nelle tasche degli italiani ad ogni alcuni, stipendio, sì. di alcuni italiani ad ogni stipendio in busta paga, ma questo avviene in un determinato modo, ovvero fortunatamente non è il datore di lavoro che deve tirarli fuori, ma è a monte l'imposizione fiscale che viene leggermente ridotta. E dunque ci ritroveremo, persone dipendenti, statali o private, si ritroveranno 80 euro in più al mese in busta paga. Fino a 1500 Fino a euro. 1500 euro. C'è un tetto oltre il quale non viene dato questo Se il datore di bonus. lavoro, versando, non so, facciamo Versando i un'ipotesi, normali versando contributi. 400 euro di contributi, va bene, verserà 3,20 e 80 glieli mette in busta. Certo, Sì, sì. le lascia, esatto. È una Ma è, quattordicesima. è un'altra È una cosa, ma è quattordicesima. Per muovere i consumi, diciamo, per muovere i consumi. Certo che uno 80 euro va a in più in mangiare la busta pizza in paga non è che famiglia, muovano molto di più i gli consumi. sveglia la sera mangiando la pizza in famiglia. Questi provvedimenti su dare del denaro ai cittadini, ad alcuni cittadini in campagna elettorale, di fatto cominciata, non è proprio un gesto, abbiamo già assistito negli anni scorsi a promozioni di intere categorie di appartenenti alle forze armate proprio nel periodo precedente alla campagna elettorale, non è molto di buon gusto. Non è un voto di scambio, ma quasi. Andrebbero evitati, andrebbero fatti da un governo in carica a tutti No, ma gli giustamente il effetti. telespettatore ha fatto un'osservazione, non è che è fino a 80 euro, fino a 1500, per cui magari chi è 1500 euro, 1499, prende meno di 80, perché è stato sempre sottolineato una cosa scalare, questo ho sentito Sì. quindi anche qui bisogna stare attenti. E poi è una volta per un anno e poi si torna come prima, quindi uno deve fare i propri conti, perché ovviamente non può ipotizzare di avere uno stipendio di 1000 euro superiore in un anno oppure no. Questo è da vedere, questo è da vedere, quindi questo è il punto e questo da vedere questo è da vedere comunque. che Non hanno tipo di dato una scaglioni ci possono tempistica ad essere. oggi, non Infatti. hanno dato una tempistica. Quindi è solo una Però cosa generica. È una quindi. cosa generica, però poi le correzioni le fanno e le hanno sempre fatte e anche questa se volta taglia la la faranno se taglia la subito spesa, dopo le elezioni probabilmente. Se taglia la spesa che stanno facendo per trovare i 10 miliardi che servono, sono fissi, cioè vengono per legge diciamo regolamentati. Questa è una legge che poi rimane anche per gli anni futuri. Certo, se fanno, se Va anche fanno- detto che il DEF, documento economico finanziario, Ogni è anno. praticamente un progetto Di un delle anno. prossime leggi Sì. finanziarie, quindi legheranno le mani anche ai prossimi parlamenti, quindi è un documento molto delicato. Però ci possono mettere delle cadenze. Sì, Possono però essere dei è un progetto termini. che legherà le mani anche al Certo. legislatore futuro, diciamo, a prescindere dal fatto che resti Renzi con una certa maggioranza. Concordo con il telespettatore della provincia di Venezia per la questione che alla fine il debito, diamo la risposta delle banche nei confronti dello Stato, ricadrà sul contribuente, Come le sul assicurazioni. correntista. Come avviene per le assicurazioni. Come è sempre accaduto. Che vengono in varie sanzionate e poi forme. dopo. Ecco. Quindi è una previsione che ha già la risposta, è più di demagogia secondo me che altro. Volevo aggiungere che il 3 febbraio la Cassazione, la sesta sezione civile, ha dichiarato che è impugnabile l'estratto di ruolo, non solo la cartella in quanto tale della cartella esattoriale, e quindi si è rovesciato un orientamento che prima era costante, per cui non si poteva impugnare quell'estratto di ruolo. Noi abbiamo perso 2 anni di cause. Conseguentemente sarebbe auspicabile che quantomeno si pronunciassero le sezioni unite civili, visto che l'orientamento adesso è stato rovesciato da un'altra tesi, e si formasse un orientamento unico, perché questo porta al disordine, cioè può avere il cittadino che nella stanza del giudice A perde e viene condannato alle spese, e quello nella stanza B dello stesso tribunale, diciamo, della stessa in questo caso CTR, no? Commissione tributaria, che viceversa vince. Allora sarebbe giusto, quando si parla di dare poche leggi, dare certezza al diritto e anche la certezza della interpretazione. Il cittadino deve sapere che se affronta un giudizio ha delle verosimili probabilità di vincerlo. Guarda che dovrebbe essere sul giudice unico il giudice dell'esecuzione, perché con gli atti esecutivi, l'avviso di mora o la cartella sono atti esecutivi, giudiziari, Certo. e quindi deve essere sul giudice dell'esecuzione. Noi abbiamo diversi casi
2 ne abbiamo risolti, uno a Parma e uno a Padova, vabbè, di contribuente cui l'Equitalia ha fatto un pignoramento, va bene, o una procedura di esproprio della Hai detto, scusa, in Equitalia? Equitalia l'ha fatto direttamente senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e senza trascrivere il fascicolo, senza aprire un fascicolo presso la cancelleria del giudice. Allora, io con l'ufficiale giudiziario dell'Istituto Vendite Giudiziarie sono andati per asportare i beni. In questo caso a Parma si trattava di un'auto, di una moto, va bene? E sono andati. E allora io ho chiamato l'Istituto Vendite Giudiziarie e ho detto: scusate, come fate ad andare se non c'è nessuna notifica di un atto esecutivo? L'Equitalia può farlo. In effetti poi ho scoperto un'altra cosa, in effetti l'articolo 26 del difesa 102 eccetera eccetera dice che l'Equitalia può agire, però è una interpretazione che si fa all'Equitalia, perché può agire, che vuol dire anche io posso agire in esecuzione, vado dal giudice e mi faccio autorizzare. Allora l'Equitalia velocissimo che siamo fuori tempo massimo, siamo in chiusura. Fai il pignoramento senza avere titolo. Allora noi cosa facciamo? Ci troviamo di fronte a gente che ha l'asporto dei beni, dobbiamo andare nella cancelleria del giudice dell'esecuzione e dire: qui c'è un'esecuzione, non c'è il giudice, quindi vogliamo aprire un fascicolo. Allora c'è il cancelliere che capisce, ti apre un fascicolo e ti dà un giudice che poi tra l'altro interviene e sospende tutto. C'è il cancelliere che non capisce e dice: guarda, non è mia competenza. Ai noi. Allora, detto questo, io devo aggiungere una battuta? No, direi che è stato molto espressivo. Benissimo, grazie ai nostri ospiti di studio, grazie a voi di averci seguito, appuntamento come sempre a domani. Grazie. Saluti, arrivederci.